io credo che l'autonomia sia una possibilità che hanno le regioni, credo che vada armonizzata e che al centro ci debba sempre essere ovviamente la tutela del sistema paese. Anche la CISL dice sì all'autonomia del Veneto e lo fa dall'Assise di Mogliano, dove la segreteria regionale ha organizzato l'assemblea organizzativa alla presenza del segretario nazionale. Sindacato pronto a studiare e a condividere il percorso per competenze. Noi siamo prontissimi a discutere, a verificare, a capire meglio cosa può funzionare molto meglio nel Paese se viene affidata alle regioni e cosa invece deve rimanere allo Stato perché significa l'unità del Paese. Sindacato invece molto critico nei confronti del governo per le scelte economiche. Ancora oggi abbiamo un dato negativo di crollo della produzione industriale. Partiamo da questo ragionamento, e cioè come cambiando la linea del governo, la linea economica del governo, finalmente si riporta questo Paese a crescere. Sbloccare le infrastrutture, quelle medie, quelle grandi. Cantieri che oltre a riattivare l'economia per Anna Maria Furlan accorcerebbero il divario economico tra nord e sud. Pieno appoggio quindi all'alta velocità e soprattutto ai cantieri tra Montecchio e Villorba. A partire dalla TAV, ma non solo la TAV, la Pedemontana Veneta, quella lombarda e per il sud abbiamo ancora la linea ferroviaria dei tempi dei Borboni. Aver bloccato tutte le opere infrastrutturali, in modo particolare quelle che collegano il sud al nord e il nord al resto dell'Europa, è stato un disastro per l'economia del Paese.